Venezia è scesa sotto i 50.000 abitanti. Secondo l'ufficio statistica del comune sono 49.997, dato di mercoledì. Lunedì erano 50.011, sono bastati 3 giorni per perdere 14 residenti e sprofondare sotto quella che è stata definita la soglia fisiologica del concetto di città. È l'ultimo gradino, il più basso, di un esodo iniziato nei primi anni 50, quando Venezia contava ancora 175.000 abitanti. Un fenomeno mai contrastato seriamente, che anzi negli ultimi 20 anni è stato ancora più intenso. Nel 2002 gli abitanti erano ancora 64.000. Considerando poi che alla Giudecca vivono circa 5.000 persone, nei 6 sestieri di quella che per 1100 anni è stata una potenza economica, militare, culturale e politica, la più longeva repubblica della storia, vivono meno di 45.000 persone. I drappi di Venezia.com, con la cifra 49.999 affissi alle finestre per lanciare l'ultimo grido d'allarme, hanno ricevuto la stessa risposta ad iniziative ben più clamorose, come ad esempio il funerale di Venezia, con tanto di bara deposta davanti al comune quando la città scese sotto i 60.000. Nessuna. A Venezia, in compenso, si calcola ci siano oltre 80.000 posti letto per turisti, più o meno, perché se ne stimano almeno 20.000 di abusivi. Quello dei turisti è l'unico dato in crescita di un comune che perde abitanti anche in terraferma. L'entroterra veneziano è sceso dai 207.000 abitanti del 1981 ai 177.000 odierni, meno 30.000. L'intero comune, che negli anni 70 sfiorava soglia 310.000, oggi conta 254.000 residenti, raggiunto e abbondantemente superato da Verona, che dal 2019 è la prima città del Veneto.